Mezzi pesanti tragici protagonisti della cronaca stradale in Veneto. Verso le 21 di martedì un camionista lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Padova Ovest e Padova Est è rimasto incastrato tra il cuscinetto assiale e il perno dell'auto articolato durante le operazioni di cambio del pneumatico. L'uomo, 51 anni, di origine austriaca, si era fermato e nell'operazione di sostituzione, dopo aver sollevato e staccato la motrice dal rimorchio, è rimasto bloccato tra l'accoppiamento del mezzo. Nessuna delle persone in transito si è accorta di nulla, poiché le operazioni erano eseguite dal lato destro del mezzo, quindi nascoste alla vista. I vigili del fuoco hanno sollevato il semirimorchio con l'autogru e liberato il corpo ormai esanime. Sul posto personale medico del 118, agenti della polizia stradale, ausiliari dell'autostrada e del soccorso stradale. Un secondo intervento dei vigili del fuoco nella prima mattinata di mercoledì, quando all'altezza di Curtarolo, Alta Padovana, un mezzo pesante è andato a scontrarsi frontalmente con un'auto lungo la statale Valsugana. L'occupante del secondo mezzo, rimasto incastrato nell'abitacolo, ha perso la vita, mentre il camionista è rimasto illeso, con il mezzo finito in un canale di scolo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.